Benvenuti a questa nostra esplorazione. Oggi, guarda, ci addentriamo in un tema quasi fantascientifico per le sue dimensioni. L'energia solare in Cina. Eh sì! Parliamo di progetti su una scala che, sinceramente, sfida l'immaginazione. E per farlo abbiamo dato un'occhiata a fonti diverse, sai? Interessante. Da un lato una discussione online molto vivace, piena di opinioni. Dall'altro un'analisi più strutturata, trovata su un blog. Due sguardi diversi per capire meglio. La missione di oggi è proprio questa: cercare di afferrare la portata reale di questi impianti mastodontici, sentire le diverse campane, no? Dall'entusiasmo alle preoccupazioni. Certo. E poi identificare le domande chiave, impatti ambientali, ovvio, ma anche le sfide tecnologiche, la gestione della rete. Insomma, proviamo a sviscerare un po' tutto. È un tema centrale, non c'è dubbio. La Cina è ormai, il motore della transizione energetica globale, nel bene e nel male. Già. Questi parchi solari giganteschi non sono solo imprese ingegneristiche che ti lasciano a bocca aperta. Sono mosse strategiche, con implicazioni economiche e ambientali profonde, che si sentono ben oltre i loro confini. Bisogna guardare al quadro completo, insomma. Esattamente. E per iniziare partiamo proprio da un'immagine forte, emersa online, dalla provincia del Guizhou, nel sud della Cina. Sì. Montagne intere, capisci, a perdita d'occhio, letteralmente coperte di pannelli solari. Si racconta pure di un video fatto con un drone. Ah, sì! E la cosa quasi comica è che pare si sia fermato non perché l'impianto fosse finito, ma perché si è scaricata la batteria prima. Incredibile. Rende l'idea, no? E questo aneddoto, vero o meno, dà proprio il senso della scala, quasi inconcepibile. E infatti, nella discussione online che abbiamo spulciato, le reazioni sono state subito forti. E diverse. Immagino. Da una parte stupore puro, commenti tipo «ma che figata pazzesca», dall'altra riflessioni quasi sognanti sul potenziale. Qualcuno si immaginava una cosa simile, che so, nel nord-est del Brasile. Ah, addirittura? C'era chi ipotizzava potesse bastare ad alimentare tutta l'America del Sud. È venuto fuori anche un paragone interessante, forse un po' provocatorio. C'è? Con l'uso massiccio del suolo per la soia, sempre in Brasile. Come dire, occupiamo già terre per coltivare, perché non farlo per l'energia pulita? Queste reazioni spontanee, guarda, colgono l'essenza del dibattito. C'è l'ammirazione per l'impresa, per il potenziale energetico, ma poi, quasi subito... Scattano le domande. Esatto, scattano le preoccupazioni. Ed è qui che la discussione si è fatta, secondo me, davvero interessante, perché molti hanno subito sollevato dubbi ambientali. Sì, le preoccupazioni sono venute a galla quasi subito. Ci si chiedeva, l'impatto sulla fauna locale, quale sarà? Domanda lecita. E coprire aree così vaste con pannelli scuri, non si rischia di creare delle isole di calore? Di alterare il microclima? E poi una domanda molto pratica che torna sempre. Che fine faranno tutti sti pannelli tra 20-30 anni? Quando vanno cambiati? Il fine vita, certo. Il timore era quello di creare vere montagne di rifiuti tossici, difficili da smaltire. È una cosa concreta. Dalle discussioni emerge come una preoccupazione molto sentita, sì, concreta. Sono questioni legittime, al centro del dibattito globale sulle rinnovabili. Nessuna tecnologia è a impatto zero, diciamolo. Certo. Però è fondamentale contestualizzare. E nella discussione stessa sono emersi elementi importanti. Primo, le alternative. Giusto. Di cosa parliamo? Carbone principalmente, con impatti devastanti, ma anche nucleare, termoelettrico. Ognuno coi suoi pro e contro. È sempre un compromesso, un trade-off, come si dice. Sempre. Secondo, le caratteristiche dell'aria. Nel Guizhou, alcuni commentatori, citando un articolo, ipotizzavano fossero zone montuose, magari aride, poco adatte all'agricoltura per via dell'altitudine. Ah, ok. Se fosse così, l'impatto sulla biodiversità potrebbe essere minore rispetto a installarli in aree più ricche ecologicamente. Quindi il dove fa una bella differenza. Assolutamente. E terzo punto interessante emerso, i potenziali benefici. Inattesi. Tipo? Un utente ha linkato un articolo da IGN Brasile, mi pare, che diceva che in certi contesti, tipo i deserti, i pannelli potrebbero addirittura migliorare il suolo, favorire la vegetazione, magari per via dell'ombra, dell'umidità. Davvero? E altri commenti ipotizzavano proprio che sotto i pannelli potesse crescere erba o si potessero coltivare certe cose.
Questo concetto, l'agrovoltaico, no? Sì, ne ha sentito parlare. La combinazione di agricoltura o pastorizia col solare è un tema molto attuale e lo ritroviamo anche nell'altra fonte, vedrai. Affascinante questa cosa dell'uso combinato. Sempre lì nella discussione online c'è stato anche un breve, ma acceso, confronto tra solare e nucleare. Un classico. Chi difendeva il nucleare puntava sul basso impatto ambientale diretto. Solo vapore acqueo, dicevano, e scorie concentrate, gestibili, anche se problematiche. E poi la produzione costante, 24 ore su 24, senza dipendere dal meteo, la lunga vita degli impianti, niente bisogno di batterie. Argomenti noti, sì. Però dall'altra parte si ribatteva sui costi, enormemente più alti del nucleare rispetto al solare. Costruzione, gestione, smantellamento. Già. Qualcuno ha anche buttato lì un accenno agli investimenti cinesi sulla fusione nucleare, ma quello è ancora lontano, no? Beh, decisamente. Ecco, quello che trovo significativo è proprio come una discussione così, spontanea. Tocchi tutti i nervi scoperti del dibattito energetico globale. Vero. Emergono i costi, i benefici produttivi, gli impatti ambientali diretti e indiretti, incluso il ciclo di vita e i rifiuti. È venuta fuori persino la preoccupazione specifica sul blocco totale della luce al suolo se i pannelli fossero piatti. Dimostra una certa consapevolezza, no? Sì, della complessità del tema. Assolutamente. Proprio questa complessità, questa scala pazzesca, ci porta dritti alla seconda fonte. Un articolo di blog che descrive un progetto che fa sembrare quasi piccolo quello del Guizhou. Addirittura. Parliamo del, al momento, più grande parco solare del mondo, sull'altopiano tibetano. Ah, ok. Le dimensioni sono, difficili da visualizzare. 610 chilometri quadrati. Per capirci, è come coprire di pannelli un'area grande quanto Chicago. 600 chilometri quadrati. È sbalorditivo, ma si inserisce in una strategia cinese molto chiara, molto aggressiva sull'energia pulita. Si vede. La Cina sta installando fotovoltaico a un ritmo senza precedenti, mai visto nella storia. L'articolo riporta dati che fanno impressione. Guarda, solo nei primi 6 mesi del 2025 hanno aggiunto 212 gigawatt di solare. 212 gigawatt. In 6 mesi. Esatto. Fermiamoci un attimo su questo numero. È più dell'intera capacità solare installata negli Stati Uniti fino alla fine del 2024, che era 178 gigawatt. Stai scherzando? No. In metà anno la Cina ha installato più solare di quanto gli USA abbiano accumulato in tutta la loro storia. Incredibile la velocità. E questo vuol dire che il solare sta diventando dominante lì. Proprio così. Ha già superato l'idroelettrico come principale fonte pulita in Cina e secondo l'articolo supererà anche l'eolico entro fine 2025, diventando la prima fonte rinnovabile del paese. Wow. E non dimentichiamo che, nello stesso periodo, hanno aggiunto anche 51 gigawatt di eolico. È una trasformazione energetica a una velocità pazzesca. Numeri da capogiro. Ma la domanda chiave è: tutta questa energia pulita sta avendo un impatto reale sulle emissioni di gas serra della Cina, che sono le più alte al mondo, ricordiamolo. Sì. Si traduce in qualcosa di concreto per il clima. Sì, e qui arriviamo al dato forse più significativo, potenzialmente rivoluzionario direi. Secondo uno studio citato nell'articolo di Lauri Millivirta per il CREA, sì, è un centro di ricerca indipendente su energia e aria pulita. Secondo loro le emissioni cinesi di CO2 sono effettivamente diminuite. Di un 1% nella prima metà del 2025 rispetto all'anno prima. Non sembra tanto, ma è importante perché consolida un trend al calo iniziato a marzo 2024. Ok. E la cosa notevole, il punto chiave, è che questo calo avviene nonostante la domanda di elettricità continui a crescere. È aumentata del 3,7% nello stesso periodo. Aspetta, fammi capire. Consumano più elettricità ma emettono meno CO2. Com'è possibile? È possibile perché l'espansione delle fonti a zero emissioni, solare, eolico e anche nucleare, è stata così massiccia da coprire l'aumento della domanda e pure sostituire una parte della produzione fossile, soprattutto carbone. Capisco. Se lo guardiamo nel quadro generale, è un momento storico. È la prima volta che si vede un calo strutturale delle emissioni cinesi non legato a una crisi economica, tipo il Covid. Ah, ecco.
Questo suggerisce forte che la Cina potrebbe raggiungere il picco delle emissioni il momento da cui inizieranno a calare davvero molto prima del 2030, che era il loro obiettivo. Questa sembra davvero una notizia importante, una svolta potenziale per il clima globale, no? Un segnale positivo. L'articolo la definisce, citando un esperto, Li Shu, dell'Asia Society Policy Institute, un raro spiraglio di speranza. Perché? Perché dimostra nei fatti, su scala enorme, che si può separare crescita economica ed emissioni. Il famoso disaccoppiamento. Esatto. Si può far crescere l'economia e ridurre le emissioni grazie alle rinnovabili. È la prova di concetto che molti aspettavano. Però. C'è un però. C'è un però grande quanto una montagna, sì. Lo stesso esperto avverte: la Cina dipende ancora tantissimo dal carbone e la sua economia deve diventare meno energivora, cioè consumare meno energia per unità di PIL. Non basta aggiungere rinnovabili, bisogna anche migliorare l'efficienza, ridurre i consumi. Quindi passo importante, ma la strada è ancora lunghissima. Decisamente. L'analista Amélie Vertat, quello dello studio, lo dice chiaro. Per arrivare alla neutralità carbonica nel 2060 non basta calare dell'1% all'anno. Dovranno diminuire molto di più, tipo il 4% annuo, per 35 anni. E conclude dicendo che la Cina deve arrivare a quel ritmo il prima possibile. La sfida resta immensa. Torniamo un attimo al megaparco solare tibetano. L'articolo non si ferma ai dati macro, giusto? Descrive anche l'impatto locale. Sì, esatto. Oltre a dare elettricità a tipo 5 milioni di famiglie, un numero pazzesco, si dice che i pannelli stiano avendo effetti positivi sull'ambiente lì intorno. Ah sì? Tipo, pare che riducano l'azione del vento al suolo, limitando sabbia e polvere, rallentano l'erosione e favoriscono la crescita della vegetazione, forse per l'ombra, l'umidità. Interessante. Conferma un po' le ipotesi che erano emerse nella discussione online, no? Sui benefici locali. Proprio così. E la cosa più, curiosa, quasi pittoresca, è che sotto questi pannelli ci pascolano migliaia di pecore. Ma dai! Le hanno soprannominate le pecore fotovoltaiche. Un funzionario locale, Wang Hangwei, dice nell'articolo che è una situazione win-win, vantaggiosa per tutti. Energia sopra, erba che cresce meglio sotto e la gente del posto che continua col pascolo. È l'agrivoltaico di cui parlavamo, messo in pratica su scala enorme. Esattamente. Questo esempio concreto di uso duale del terreno è affascinante. Collega benissimo le due fonti. Dimostra che si cercano attivamente soluzioni per mitigare l'impatto sul suolo, no? Cercando sinergie. Però l'articolo mette in luce anche una sfida gigantesca. Forse la più complessa tecnicamente, l'adeguamento della rete elettrica. Ah, la rete. La rete cinese è stata costruita per decenni pensando a grandi centrali a carbone, produzione costante, prevedibile. Integrare tutta questa energia da fonti variabili, intermittenti, come sole e vento, richiede una trasformazione radicale dell'infrastruttura. Che significa in pratica? Devono cambiare i cavi. Molto di più. Significa rendere più flessibili le centrali tradizionali perché compensino le fluttuazioni delle rinnovabili. Significa investire tantissimo in accumulo, batterie su larga scala. Capisco. E significa costruire nuove, enormi linee di trasmissione ad altissima tensione, le UHV, per portare l'elettricità da aree remote come il Tibet o i deserti fino alle città e alle industrie dove serve. Le stanno costruendo, ma come dice Miley Virta nell'articolo, non è un compito semplice, è una sfida ingegneristica ed economica colossale. Mettendo insieme i pezzi allora, da queste due prospettive, la discussione online e l'analisi del blog, che quadro generale ne esce fuori? Abbiamo visto questa scala incredibile dell'impegno cinese nel solare, Guizhou, Tibet. Emerge un quadro molto complesso, molto dinamico. Da un lato c'è ammirazione, no? Per la capacità ingegneristica, per il ruolo che questa espansione sta giocando nel cominciare a piegare la curva delle emissioni. Il potenziale per decarbonizzare è innegabile. Certo. Dall'altro lato, le fonti fanno venire a galla preoccupazioni ambientali concrete, legittime, fauna, microclima, rifiuti futuri, l'enorme uso del suolo.
Però attenzione, Sì. abbiamo visto che questi impatti non sono per forza tutti negativi. In certi contesti, aree aride, terreni degradati, i pannelli potrebbero avere effetti locali positivi. E l'idea dell'uso combinato, l'agrivoltaico con le pecore fotovoltaiche, mostra che si cercano soluzioni innovative. Si è anche toccato il tema delle alternative. Si ricordava che anche l'idroelettrico, spesso detto verde, ha impatti devastanti, nessuna scelta è senza conseguenze, insomma. Esatto. E poi resta questa montagna da scalare della rete elettrica. Senza una rete adeguata, tutta questa energia solare rischia di non essere usata bene, no? Proprio così. In sintesi, le fonti ci mostrano la Cina come un immenso laboratorio a cielo aperto per la transizione energetica mondiale. Stanno dimostrando, dati alla mano, che si può ottenere un calo delle emissioni anche con l'economia che cresce, spingendo sulle rinnovabili. Un messaggio potente. Sì. Ma allo stesso tempo affrontano sfide tecnologiche, la rete, l'accumulo, ambientali, uso del suolo, rifiuti, logistiche, trasportare l'energia di proporzioni mai viste. Le scelte che faranno nei prossimi anni, come bilanceranno tutto, quanto velocemente adatteranno la rete, come gestiranno il fine vita, avranno un peso determinante sul clima globale. Assolutamente. Quindi, per riassumere un attimo, la Cina corre velocissimo sul solare, installa capacità a ritmi record, su scale impressionanti. Questo produce un primo, significativo calo delle emissioni. Notizia positiva per tutti. Sì. Ma questa corsa apre scenari complessi, pieni di incognite. Impatti ecologici locali su aree vastissime, il problema futuro dei rifiuti e l'enorme, costosa necessità di rivoluzionare la rete elettrica. Esattamente. Il quadro è ricco di sfumature, tutt'altro che semplice. Non è bianco-nero, ecco. Stiamo assistendo a una trasformazione energetica storica in tempo reale. I benefici, specie sul clima, iniziano a vedersi, ma i costi potenziali, ambientali, sociali, economici, sono altrettanto reali e stiamo solo iniziando a capirne la portata e a cercare modi per gestirli. E questo ci lascia con una domanda aperta, magari uno spunto di riflessione per chi ci ascolta, che va oltre i gigawatt e le tonnellate di CO2. Quale potrebbe essere il vero costo ecologico a lungo termine, magari su decenni, secoli, di questa trasformazione così radicale del paesaggio? Anche con soluzioni intelligenti come l'agrivoltaico. Cosa significa per la biodiversità profonda, per gli equilibri sottili degli ecosistemi, coprire aree grandi come nazioni con distese di pannelli? È una domanda che richiederà forse decenni di osservazione per avere una risposta completa e merita di restare al centro dell'attenzione mentre questa rivoluzione solare continua.